l'Associazione Liguri del Mondo, di concerto con l'Interno, consegna al dottor Peppe Costa il Cigno d'Argento, simbolo per il complimenti dottor Costa, è stato veramente un onore e un piacere. Sono veramente onorato di ricevere questi premi, specialmente in contemporanea di personaggi che hanno fatto loro la storia della mia famiglia e che ringrazio personalmente. Veramente il contributo del Camicano è stata il massimo della nostra storia, e quindi grazie veramente di cuore anche a Gabriele per il contributo che mi ha dato alla fama e che mi hanno aiutato a me poi a costruire quello che sto costruendo. L'attestato d'onore del 2026 alla memoria vuole testimoniare la gratitudine di gente per il legame affettivo del comandante Piero Quartier de Bush verso la città d'adozione, la città dove ha studiato e si è realizzato nella vita di grande marinaro. Parte della sindaca Silvia Salz, che oggi non è potuta essere qui con voi, ma ci aiuta con l'aspetto marinaro, perché veramente è molto importante per genio la questa settore. Si parla di Mario Vespucci, io ho fatto il giro del mondo del Vespucci e soltanto anche ho fatto anche il Capone, ovviamente su Mario Vespucci, e vi dico anche una notizia, se non lo sapete, che il 2 di maggio la Mario Vespucci sarà a Genova e ripartirà di nuovo per fare un mezzo giro del mondo. Conferimento dell'attestato d'onore alla memoria di Emanuele Campello, della grande navigazione passeggeri al piccolo cabotaggio, una carriera premiata con il conferimento della medaglia d'oro di lunga navigazione. Capitano Manuel, immagine